appassionati di futsal, bentrovati al palazzetto dello sport di Marsala per la sfida che mette di fronte Marsala Futsal e Palermo Calcio a 5. Nuovo appuntamento con il girone A del campionato di Serie C1 con la compagine guidata da mister De Simone, reduce dal bel passaggio del turno in Coppa Italia di Serie C1, battuto il Soverato in una vera e propria battaglia tra andata e ritorno che affronta i rosanero di mister Salvolo Piccolo, una volta reduce però da una sconfitta, quella rimediata in extremis contro il Mazzara Futsal. Formazione di mister Piccolo ampiamente rimaneggiata che di fatto manda sul parquet tutti e tre gli over a disposizione, ovvero sia Mineo, Luco e Tuzzolino con loro Davì a completare il gruppetto di movimento e Giacomo D'Antoni tra i pali, tra l'altro unico portiere a disposizione. Dall'altra parte vanno sul parquet dal primo minuto Pavon tra i pali, poi Tendero con il numero 19, Foderà con il numero 26, Pellegrini con il numero 4 e Bardan con il numero 21. In attesa del fischio d'inizio, il perfetto orario, qualche secondo prima dello scoccare delle 17 per il via di questo incontro, mette di fronte una candidata seria ai playoff. È una squadra che cerca punti salvezza. È iniziata Marsala Futsal Palermo Calcio 5. Mettetevi comodi, amici di Sportisti, per assistere a questo incontro, ricordo valido del girone A del campionato di Serie C1, giornata numero 22, che prevede altre 5 partite, ovvero Fus Palermo, Palermo Futsal Lady Riders, Futsal Mazzara, Sporting Alcamo, Punta Vuglia Bagheria, Isola Calcio a 5, Tiki Taka, San Vito Locato e infine Veco contro Mistral Club Riposo per il Resultana San Lorenzo. Ricordo anche che la squadra di coach De Simone è reduce dalla vittoria per 6 reti a 3 contro lo Sporting Alcamo. Tentata, attenzione, subito Bardan va giù, calcio di rigore per il Palermo Calcio a 5, giallo per Giacomo D'Antoni, quindi parte come peggio non potrebbe la partita per il Palermo. Proprio mentre parlavo della gara valida per la prossima settimana, tra l'altro per il Marsala Futsal, che ricordo giocherà mercoledì contro il Barletta e poi 7 giorni dopo la gara di ritorno. Intanto il calcio di rigore sul dischetto, Bardan contro D'Antoni, direttore di gara che vuole dare le ultime raccomandazioni al portiere del Palermo sul suo piazzamento tra i pali e anche sulla disposizione dei giocatori dietro la linea immaginaria del dischetto del rigore. Bardan contro D'Antoni, la rincorsa e il destro batte D'Antoni, 2 minuti 7 secondi avanti la squadra di De Simone. Dunque partenza handicap per il Palermo Calcio a 5, subito costretto ad inseguire il quintetto di Salvolo Piccolo, con il Marsala che subito a pressare con Mineo che perde palla. Pellegrino avanza, poi Tuzzolino va a recuperare palla, vediamo se riparte il Palermo, tocco per Mineo che avanza, Mineo con l'esterno, palla fuori, tracce di Palermo Calcio a 5 dopo il gol subito con Fabio Mineo alla conclusione. Palermo che deve cercare di restare attaccato alla partita in queste prime fasi dopo aver incassato la rete dell'1-0 da Bardan fin qui in cattedra. Chiaramente gli occhi di tutti sono su Tendero, re dei bomber, il girone A di Serie
10-1, che giocatore dotato di grande classe, grande talento, da tenere d'occhio anche in prospettiva. Salto di categoria. Fodera, Pellegrini, Bardano, palla ancora per Pellegrino, adesso Tendero, prima giocata per lui, conclusione respinta da Tuzzolino, calcio d'angolo, Tuzzolino che cerca di portare la calma ai suoi compagni. C'è l'angolo di Fodera, indietro per Tendero, arrivata da Lupo, qui reclamano per un blocco in movimento, quindi irregolare da parte di Bardan. Calcio d'angolo ancora per Tendero, bravo D'Antoni, poi non riesce il tap-in a Pellegrino, occasione per il 2-0. E altro giro in bandierina per il Marsala, ancora con Fodera, chiude Tuzzolino, qui Mineo recupera palla, Mineo in surplus avanza, poi se ne di finte, può allargare Tuzzolino davanti a Pavon che si oppone, mette in calcio d'angolo, partita aperta e altra palla gol per il Palermo. Poi Tuzzolino col destro piazzato, Mineo non riesce nel tap-in, poi arriva Mineo con la scivolata vincente sul Tendero. Qui perde palla il Palermo. Tendero, poi Bardan ancora per Tendero, D'Antoni in spaccata, bravissimo, calcio d'angolo. Battuta indietro Bardan, tante palle gol in questo avvio di partita. Tendero punta Davi che in qualche modo prova a rallentargli la corsa, poi commette fallo. Secondo l'arbitro, bravo qui, furbo, intelligente Jorge Tendero a lasciare lì la gamba, a farsi colpire dal numero 20 rosa. E calcio di punizione. Sono passati appena 6 minuti, abbiamo già visto di tutto e di più in questa partita. E ora che questa punizione con Tendero alla battuta, intanto si è riempito il palazzetto qui a Marsala. Tendero, uno schema, D'Antoni spaccato, poi Fodera prova a liberarsi, spazza da via. Pavon supera la linea, poi decide che è meglio tornare sui propri passi, appoggia a Tendero. Pellegrino, Pizzo che è appena entrato in campo al posto di Bardan. Eccolo Pizzo che non riesce a ricevere il pallone. Di ritorno da Fodera, e allora si parte dal fondo. Vedremo se questa fase di grande intensità della partita si prolungherà. Intanto ha già cambiato un pezzo De Simone con l'ingresso di Vito Pizzo, bandiera, istituzione, capitano del Marsala Futsal, mentre Mineo perde palla. Mister Lo Piccolo dall'altra parte ha già pronti i primi due cambi, ovvero sia Vincenzo D'Aricca e Flavio Guerrero. Qui conclusione proprio di Pizzo, parata da Antoni, classico schema del Marsala per liberare alla battuta Vito Pizzo. Qui intanto fallo di Fodera su Davi, punizione Palermo, primo fallo commesso dal Marsala, ne ha già commessi due la squadra rosanero che qui non riesce nella giocata. Mineo si stava quasi illudendo che non stesse arrivando il fischio, visto che è arrivato poco dopo. Fodera, Tendero, Pellegrini, qui Tuzzolino a pressare su Tendero che perde palla, Tuzzolino, la respinta, Lupo, Pavon, miracoloso
tapin di Andrea Lupo. Il Palermo che va ancora ad un passo dal pareggio. Partita folle, stiamo vedendo veramente di tutto. Sono stati appena 8 minuti e mezzo. Quintino di Fodera respinge Mineo, palla in angolo. Aspetta ancora un po' per i cambi mister Lo Piccolo, perché il Palermo c'è, il Palermo gioca. Tendero incrocia ad Antoni, poi Pizzo sopra la traversa. Mineo prova a far viaggiare Davi, Pavone lo aspetta e poi fa scorrere fuori il pallone. Da capire anche quale sarà la gestione dei suoi uomini da parte di Lo Piccolo, perché Lo Piccolo ha un solo portiere a disposizione e questo potrebbe essere un problema solo fino a un certo punto. Anche se D'Antoni ha ammonito qui, proprio D'Antoni, uscita bassa su Fodera. Poi ha soltanto un centrale, almeno tra gli over, perché sia Rizzuto sia Marretta non ci sono. Potrebbe esserci qualche minuto in più per Guerrero proprio da centrale. Intanto Mineo con recupero palla, Mineo la piazza, ma la piazza fuori. Ma altro errore in impostazione da parte del Marsala, che di opportunità ne sta concedendo e neanche poche al Palermo. Tendero, Pizzo, scambiano i due, Tendero, D'Antoni. Si chiudono i primi 10 minuti di gioco qui al palazzetto dello sport di Marsala. Il punteggio lo vedete è 1-0, ma avrebbero potuto esserci tante altre segnature, tante altre marcature. Mentre intanto è entrato Crespo nel Marsala al posto di Fodera ed esce Davi per fare posto a Daricca. Eccolo Daricca che riceve subito il pallone. Lupo cerca di passare ma Pizzo gliela porta via, poi esce il pallone giocato dal capitano del Marsala. Pizzo qui con un gesto di grande sportività restituisce palla al Palermo, rimarcando l'errore commesso dal direttore di gara. Tuzzolino fermato da Tendero, rimessa per il Palermo che sta giocando a viso aperto, senza paura, contro un avversario che comunque concede, ha un potenziale offensivo spaventoso il Marsala, ma anche una squadra un po' distratta in fase difensiva. Lupo, Tuzzolino, sombrero sul Pizzo, poi restituisce palla, Mineo, Tuzzolino! Gran giocata sull'asse Mineo Tuzzolino e il pareggio è servito. Palermo che impatta con Giovanni Tuzzolino. E qui hanno voluto rispondere, hanno voluto replicare ai tanti stranieri e ai tanti giocatori di qualità e di estero di posizione del Marsala, ma questo è un gol quasi brasiliano. Qui Mineo cerca il recupero, non lo trova, è ispiratissimo Fabio Mineo oggi. Crespo, Pellegrino, è pronto già da almeno 5 minuti Flavio Guerrero, ancora non entra in campo. Qui Pellegrino la perde, Mineo, Tuzzolino! E il 2-1 e la premiata ditta con Mineo che si ripete, è l'ennesimo errore del Marsala in difesa e la doppietta di Giovanni Tuzzolino. In bambola nella gestione del pallone il Marsala, trafitto ancora dall'ex giocatore del Villaurea, che firma la doppietta, firma gol pesanti come macigni per l'andamento della gara. È un Palermo che finalmente traduce in gol ciò che crea, chiaramente con la forte complicità di un Marsala che sta sbagliando tanto nella sua metà campo. Qui bravo Tuzzolino a gestire. Lupo prova a passare su Crespo, esce Pavon fuori dalla sua area. Occhio a questa palla per Pizzo che non arriva, intanto è entrato alla fine
anzi è entrato Lucchese, non Ferrero, Guerrero, scusate, Lucchese, maglia 19, è entrato anche, è entrato Guerrero con la 19 e Lucchese con la 30. Abbiamo preso nota male dei numeri di maglia. Guerrero con la 30, Lucchese con la 19, iniziano ad entrare i primi under, i primi giovanissimi per il Palermo, formazione under 19 che nel Palermo sta facendo veramente grandi cose a livello di campionato regionale. Qui Tendero, incrocia col destro, colpisce male, palla fuori. Vedremo anche la gestione dei time out. Qui intanto non controlla Crespo, spallata vigorosa e regolare di Daricca, che poi prova a ricevere da Guerrero, il quale viene fermato perché Guerrero bravo a ripiegare. È rimessa Marsala, siamo quasi a metà del primo tempo. Ancora il Palermo ha davanti a sé una lunga strada fatta di curve tortuose prima di arrivare allo striscione dell'arrivo. Qui erroraccio da parte di Gustavo. Adesso in campo Tendero, Gustavo, Crespo e Pizzo. Daricca, controllo proprio contro il capitano che gli sporca il pallone, rimessa Palermo. Un po' di riposo per la premiata ditta che per il momento tiene in vantaggio il Palermo, però sia Giovanni Tuzzolino e Fabio Mineo. Qui palla persa da Lucchese che poi insegue Crespo, il tocco fondamentale di Daricca, rimessa. Gustavo prende il centro, palla per Tendero, davanti a sé Lucchese che gli sposta il pallone, grande giocata difensiva del 30. Crespo contro Guerrero, con lo sfida lo guarda in faccia. Gustavo cerca compagni, anzi era Tendero che cerca e trova Gustavo, poi Pizzo. Tocco per Crespo, la gira su Gustavo, ora Vito Pizzo. Prova ad alzare un po' la pressione Guerrero senza concedere nulla. E allora Pavon costretto a uscire, palla pessima per Gustavo. Daricca cerca di scambiare con Lupo che poi era riuscito ad arpionare anche questa palla. Intanto un po' di riposo per Andrea Lupo e mister Lopiccolo che senza paura ruota tutto il quintetto iniziale. Riposo anche per il capitano di giornata. Occhio Pizzo, si libera, palla per Gustavo, Tendero sul fondo, la bordata di Jorge Tendero. Antoni, palla per David prova a circumnavigare Crespo, conclusione Pavon quasi senza impegnarsi l'estremo difensore, mentre è tornato Tuzzolino che ha riposato, non avrà molto riposo da qui alla fine della partita. Qui altra palla gettata via questa volta da Pizzo. Marsala che ricordo ancora una volta mercoledì, anzi martedì 14 e martedì 21 giocherà i quarti di coppa contro il Barletta. Qui adesso batte un calcio d'angolo Crespo, Gustavo riceve da Tendero, Gustavo al tiro, Tuzzolino recupera Daricca, la rischia, quasi la perde, poi la gioca male, Tendero la recupera, palla che arriva al gol di Gustavo. E qui errore, leggerezza che il Palermo non può permettersi contro questi giocatori. La firma di Gustavo, 2-2. Sembrava che fosse suonata la sirena del time out, invece non è così, non ha chiesto la sospensione
che veramente può rimproverare fin qui ben poco a questa squadra. Qui Da Ricca ancora male nella gestione. Gustavo ribatte Vincenzo Da Ricca. Anche un po' di rabbia in Vincenzo Da Ricca, perché ha perso un brutto pallone in occasione del 2 pari. Bardan che è tornato in campo, Guerrero meglio di lui, poi Davi, anche lui tornato, batte lungo su Da Ricca che può controllare, arriva in seconda battuta Crespo che lo pressa, rimessa Palermo. Guerrero, Tuzzolino, Davi, un po' troppo presto questo pallone per Tuzzolino che poi torna ma non la tiene in campo. A proposito di giovani, ce ne sono tanti in squadra, vogliamo complimentarci al tempo stesso incoraggiare, sperando che ci guardino, ma crediamo proprio di sì. Tanto conclusione parata da D'Antoni, il Villaurea che è in finale di Coppa Italia Under 19. Sta attendendo il nome della finalista, partita contro la Lazio, vinta per 2-1 con la solita grande prova. I ragazzi guidati da Massimiliano Speciale e Pietro Bertucci. Intanto fallo a palla lontana su Tendero. Capitan Lupo chiede spiegazioni agli arbitri, in particolare a Luparello che è il primo arbitro, secondo arbitro Crapanzano, oggi tandem arbitrale di Agrigento. Quando siamo a poco meno di 10 minuti dalla fine del primo tempo, terzo fallo speso dal Palermo. E occhio a questa battuta con la lunga rincorsa per la conclusione sulla quale si oppone D'Antoni, sotto Gustavo a impegnare il numero 25 del Palermo. D'Antoni, stagione a mio parere super, all'ombra di un grande interprete del ruolo come Paolo Robuglio, che per cause di forza maggiore non può essere sempre a disposizione di Lo Piccolo, e allora tanti minuti, tante partite, tante parate per il fallo di mano di Guerrero. Calcio di punizione, giallo per Guerrero, quarto fallo speso dal Palermo. Va a rifiatare qualche minuto in panchina anche Tendero, al suo posto torna Foderà. Occhio alla punizione, vedremo, ma mi pare molto difficile che Bardan vada per i pali, anche se il numero 21 sta osservando con grande scrupolosità la porta difesa da D'Antoni, con lui in barriera Da Ricca e Tuzzolino. C'è il fischio, Bardan per lo schema trasformato da Gustavo, doppietta per il numero 18 del Marsala, che trova la rete del 3-2, quindi rimonta completata per la squadra di De Simone. Si è ritrovata, è bastato poco, a dire la verità, al Marsala per tornare in linea di galleggiamento senza girarci troppo intorno. È bastato il gol del 2-2 di Gustavo, causato, va detto, da un errore, per dare nuovo vigore, nuovo coraggio alla squadra bianco-blu, che getta nella mischia Costigliola, altro elemento del nucleo storico del Marsala, sia nella gestione Bruno
Adesso a Mazzara, sia nella gestione. Anteri qui è entrata, attenzione, Guerrero calcia, Pavon in calcio d'angolo, time out chiesto dallo Piccolo prima della battuta dal corner, però Palermo che ci è andato di nuovo vicino. Terminato il minuto di sospensione con il Marsala che non si è minimamente mosso da lì, mantenuto la posizione. Palermo con Lupo, Tuzzolino, Mineo, Davì, quindi fondamentalmente il quintetto iniziale, dall'altra parte Costigliola, Foderà, Bardan e Gustavo. L'angolo per Salvo Davì, autore del gol del momentaneo pareggio al Cocia contro il Mazzara. Qui sbaglia Lupo, il tocco proprio per il suo numero 20. Palermo che ha tanti giocatori indisponibili, anzi nel corso dei primi minuti di gioco ne ho annoverati in particolare 3, ovvero sia Lo Buglio, ovvero sia Marretto, ovvero sia Rizzuto, ma altri elementi come Sgarlato, come Moncada, come Gennaro, come Alberto Russo non sono della partita, motivo per cui di fatto le rotazioni abituali del Palermo vediamo i 4 che sono in campo, poi da Ricca, raramente Guerrero, che ad esempio era stato mandato in campo nei minuti finali in un'altra trasferta, quella di San Vito. Emergenza totale per tanti problemi, soprattutto di infortuni e di acciacchi vari per il Palermo, in una trasferta sulla carta proibitiva, visto che il Marsala è in grande forma, oltre ad essere una squadra tecnicamente molto valida. Qui un uso di gente molto valida. Bardan va da Gustavo sul fondo, tocca Mineo, calcio d'angolo. Al netto di tutto però va detto che il Palermo sta facendo una grande partita. Qui Bardan, tiro deviato, cerca subito di alzarla, però regala palla a Crespo. Bardan, Foderà, palleggio, Foderà, destro! Sul fondo, la conclusione di Foderà, applausi per lui. Mineo prova ad andare sulla linea di fondo, Davì! Ancora Davì, come col Mazzara, trova il 3 pari e va ad esultare davanti alla sua panchina. 3 pari. Equilibrio ristabilito dal nulla, ma ancora una volta ma cosa ha combinato Fabio Mineo? Qui intanto recupera palla Lupo fermato senza fallo da Bardan, ripartenza Marsala con Bardan che si libera di Mineo, mette sul secondo palo e se la mette in porta. Il gol del 4-3, autogol di Davì.
fallo di Bardan su Davi a palla lontana, secondo fischio contro il Marsala. Quando è scaduto il minuto 29 si arriverà a 31 per via del time out richiesto da Salvo Lo Piccolo. Fallo di Mineo, gioca subito il Marsala, Costigliola ad Antoni, poi ancora Costigliola davanti ad Antoni, non è pronotizza, poi conclusione sul fondo da parte di Tumminello. Mineo va a sbattere su Costigliola che non lo fa girare. Palermo che è in bonus, tra le altre cose è arrivato il quinto fallo, il direttore di gara che ha lasciato giocare, ha fatto ripetere subito il gioco quando avrebbe dovuto fischiare, fermare il gioco, segnalare il quinto fallo e poi far mettere in gioco. Qui una scelta un po' particolare, sicuramente scorretta. C'è ancora un minuto da giocare per il primo tempo qui al Palazzetto dello Sport di Marsala, un primo tempo davvero bello e davvero divertente, punteggio che premia i padroni di casa. Vi Foderà sul fondo, mette ad Antoni che può rimettere subito in gioco per Mineo, l'aggiunta da Foderà, il controllo poi è difettoso e di certo non aiuta il numero 6, anzi il numero 12 scusate, aiuta invece il numero 6 di casa. Foderà, Davila tocca, poi Tuzzolino anticipa, Antoni calcia su Pavone. Costigliola, Bardan pressa Lupo, gli porta via il pallone per un attimo, poi Costigliola, interviene Tuzzolino a recuperare Davi, Mineo, Tuzzolino cerca di lanciare su Davi, Pavon con l'uscita, Pavon addirittura vede la superiorità numerica e si lancia verso la metà campo avversaria. Foderà la tiene in campo, ancora Foderà, Mineo, Foderà e rimessa Palermo. Mineo calcia addosso all'avversario, poi prova a riprendersi ma Costigliola gli aveva già recuperato palla. Bardan, Costigliola, Tumminello, Foderà, Bardan cerca di far viaggiare Tumminello e scende Antoni, pulito sul pallone, rimessa Palermo, Tuzzolino, Lupo, palla per Mineo che allunga la falcata, Mineo dentro, la palla rimane in campo, allora attenzione al 2 contro 1. Direttore di gara che ha mandato le squadre negli spogliatoi, questa difficile da comprendere perché Bardan stava andando in campo aperto. Buon per il Palermo che è sotto di un gol, 4-3 qui al Palazzetto dello Sport di Marsala, partita veramente pirotecnica e noi siamo pronti per vivere i secondi 30 minuti tra pochi minuti qui dal Palazzetto dello Sport di Marsala. Intanto qualche immagine dai campi targati sportissimi, restate con noi. Lo stadio Tomaselli di Caltanissetta si prepara ad ospitare la sfida tra Nissa e Cus Palermo, 24esimo turno del campionato di eccellenza Girone A. Di fronte i padroni di casa guidati da mister Sferrazza che cercano punti per tenere lontana quella zona pericolosa della classifica occupata di fatto dall'inizio della stagione dai cussini guidati da Ferdinando Zappavigna, in serie utile da 4 partite e soprattutto divenuti improvvisamente ermetici dal punto di vista difensivo. Una partita comunque da non fallire da parte di entrambe le squadre e come stiamo per vedere dalle immagini prodotte dagli amici della Wii Sport iniziamo subito con il Cus che attacca. Qui c'è un tentativo in spaccato da parte di Piscopo, ma attenzione, Mustacciolo, calcio di punizione, cerca il primo palo non perfetto da Mico, la palla rimane in area dove si trova Alberto Montoro. Primo gol in eccellenza per il giocatore arrivato dalle giovanili del Resuttana San Lorenzo. Non si ferma però il Cus che attacca ancora con Sceriffi, il cross dosato perfettamente
per la testa di Fofana, inizio da incubo per la Nissa, sotto 2-0 in casa contro il Cus Palermo. Dopo pochi minuti cerca la reazione la squadra di Sferrazza, qui un colpo di testa con la palla che va fuori da parte di Fragapane, ma veniamo all'azione di Sacco sulla destra, il cross calibrato alla perfezione, arriva Lucas Vignone, 2-1, accorcia le distanze prima della fine del primo tempo con il suo ariete. La squadra nissena che ancora ci prova con un altro colpo di testa, questa volta facile, la parata per il classe 2005 di Salvo, poi gran palla recuperata a centrocampo da Sherif che innesca il contropiede, palla per Fofana che si presenta tu per tu col portiere d'amico, ma calcia male e finisce così il primo tempo al Tomaselli, 2-1 per il Cus Palermo, ma ci aspetta una reazione furente da parte della Nissa, reazione che arriva con questo tentativo che finisce sul fondo, erroraccio di Laverdera a pochi metri dalla porta, poi Sherif calibra ancora per Fofana, colpo di testa che si spegne al lato, insiste però la Nissa e qui rischia tantissimo Piscopo con questa entrata ai danni di Esposito. Il direttore di gara non segnala l'irregolarità da parte del centrale del Cus, ma attacca ancora con Martorana. La Nissa con il cross che arriva nel cuore dell'area di rigore, si salva in qualche modo la difesa del Cus, occhio al calcio d'angolo, pallone che arriva nel cuore dell'area di rigore, sul secondo palo c'è Morales che colpisce un clamoroso legno, ma ancora attacca ancora da un calcio di punizione con la palla che si perde sopra la traversa la Nissa. Nuovo tentativo poi, palla che rimane in aria, arriva a disposizione di Michele Fragapane che pareggia 2-2 al Tomaselli, sembra destinata ancora a tracimare l'attacco nisseno con questa conclusione respinta a pelo d'erba da Di Salvo. Ancora Nissa che attacca sprombattuto, qui c'è un colpo di testa che si perde di pochissimo al lato, insiste la squadra di Sferrazza, attacca senza soluzione di continuità, qui altro tentativo, è bravissimo Di Salvo in due tempi, il portiere classe 2005 degli allievi del Cus Palermo, qui rischia la difesa del Cus, solo calcio di punizione dal limite dell'area di rigore e arriva il provvedimento, il cartellino rosso ai danni di Terrasi, doppio giallo per lui, poi partita che si accende, ne fa le spese ancora, in questo caso la Nissa, cartellino rosso anche per Ivan Lavardera che lascia i suoi in inferiorità numerica, a dire la verità in parità numerica, 10 contro 10 per un finale caldissimo di partita con la squadra di Sferrazza che continua ad attaccare. C'è un altro calcio di punizione con la palla che finisce in area, Di Salvo si supera sul primo palo, parata distinto per lui, poi Sacco mette la preghiera nel cuore dell'area di rigore, c'è poi il tentativo ancora di Fragapane che sfiora la doppietta, palla che si perde fuori di un soffio, ancora calcio d'angolo per la Nissa, altro pallone in aria che sorvola la traversa, ma attenzione, minuto 98, il calcio di punizione di Mustacciolo per Di Giovanni, prodotto delle giovanili del Cus, che nel finale regala una vittoria clamorosa alla squadra di Mister Zappavigna, che ora ci crede nella salvezza. Da Sportisir è tutto, alla prossima! Punti per mettersi al sicuro, Lino molto distanti in classifica, poi anche un derby spettacolo assicurato. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geracci, benvenuti al Pala Don Bosco di Palermo. C'è Villauria Monreale, 21esima giornata del girone H di Serie B, 24 in campionato perché nei 26 si include la doppietta nel turno di Coppa. Palla in rete da parte del Villauria, il gol di Cassata, 1-0 per la squadra di Palermo. Della direzione arbitrale si muove ancora Cascino, vede il fondo, il gol di Cascino, morbido a battere Giglio, pareggia il Monreale 1-1. Dei sostenitori del Monreale che sono venuti qui al Pala Don Bosco per il gol di Cascino, avanza ancora la squadra di La Bianca, mamma mia che gol da parte di Muro, il bomber del campionato, rimonta subito la situazione, 2-1, colpo da biliardo assoluto di Salvatore Muro. Secondo tempo di Villauria Monreale, l'anticipo della 21esima giornata della girone H di Serie B, pallone allargato per Cascino, subito il gol del 3-1 dei biancoazzurri, la doppietta di Cascino, si parte con il botto per il Monreale che va a +2.
Recupero del Villauria, la Barbera in profondità con il sorpasso mancato di Cassata. C'è il tiro e il gol di Abisso. La rete del 2-3 del Villauria, quinto libero per il Villauria. Occhio a Cascino che si fa male nel voler recuperare il pallone, servizio dentro, il gol del Villauria con Bonanno, 3-3. Abisso si cerca per il Villauria il solito triangolo, ma il recupero di Muro. Riprende, o comunque sta per riprendere il gioco qui al Palazzetto dello Sport di Marsala, secondo tempo di Futsal. Palermo calcio a 5 che riprende in questo istante. Dunque va a vedere l'ultima mezz'ora qui dal Palazzetto dello Sport di Marsala. Una partita veramente folle, almeno per quello che si è visto nella prima frazione, con cambi al comando del punteggio. Alla fine però risulta decisivo, ma soltanto per una questione di sequenza di marcature, l'autogol di Davì, che aveva appena trovato il gol del pareggio tra le altre cose. Intanto Bardan fermato. C'è una rimessa per il Palermo. L'altro intervallo che, come spesso accade ormai da qualche settimana, qui Mineo prova a seminare il panico, viene fermato, dicevo, intervallo dura sempre pochissimo. Partita che è ripresa da 1 minuto e 20, sono le 17:40, praticamente 7 minuti di intervallo, ma attenzione al Marsala che trova il gol con il suo cannoniere, con il suo bomber, con Tendero, che approfitta di un'altra amnesia difensiva del Palermo, e gol del +2, è il primo +2 del Marsala, che arriva con un'altra dormita della difesa Palermo, che si è fatto spesso e volentieri male da sola, ha giocato una grande partita. Tanta attenzione a Tendero che si è acceso, conclusione deviata. Tendero, palla per Pellegrini. Bardan. Pellegrino, Tendero, la gira subito, Davì la fa scorrere per D'Antoni. E poi Pavon la fa scorrere. Pellegrino, Bardan per Tendero. Bardan riesce a passare, Bardan dentro, chiude Lupo, angolo. Occhio all'angolo, botte dietro per Tendero, tiro deviato, altro angolo. Occhio alla battuta indietro, il gol. Ancora Tendero, doppietta veramente in un amen per il capo cannoniere del campionato, e Marsala addirittura sul +3. Palermo che adesso rischia di sciogliersi. Guida Ricca che è appena entrato in campo, chiuso.
Tendero che esulta anche per questa chiusura. È chiaro che ce ne siamo accorti anche settimana scorsa con la gara contro il Mazzara, mentre qui intanto Tuzzolino tira addirittura respinto da Guerrero, prova a ripartire Fodera che non si accontenta del fallo laterale. Fodera, Bardan, tunnel su Tuzzolino, palla per Tendero, Bardan, la chiusura di Laricca in angolo e adesso si divertono gli stranieri del Marsala. Gustavo, tocco indietro, Tendero, si defila su Davi che lo ferma, prova a ripartire Davi, seguito ancora da Tendero che lo rimonta, lo costringe all'indietro, fallo di Jorge Tendero. Davi sembra un po' beccato dal pubblico marsalese dopo l'esultanza un po' provocatoria, ma sempre nei limiti, dopo il gol del momentaneo 3 pari. Laricca cerca di suolare per Tuzzolino, c'era lo stesso Tuzzolino che si era liberato, la palla stava andando invece da Guerrero, messa in fallo laterale. Tuzzolino, la finta su Fodera, il palo di Giovanni Tuzzolino, subentra anche un po' di sfortuna adesso. Pavon vuole giocare da quinto in questa azione ma viene subito pressato e perde palla. Poi attenzione a Tendero, giocata non da Tendero questa, che ringrazia Pavon, si dispera. Tanto è tornato anche Lucchese, tanto colpo di testa di Gustavo a mettere in fallo laterale. Lucchese, Laricca pressato, rimessa per i rosa, con la palla dentro Tuzzolino, Pavon se la ritrova in mano. Tendero, linea Fodera, prova a girarsi Lucchese, Fodera, spaccata di D'Antoni, poi Guerrero fermato, rimessa. Tuzzolino, Laricca anticipato dalla corsa di Gustavo che va, Gustavo cerca il primo palo, non lo trova. Lucchese dall'altra parte, salta Bardan, non c'è fallo da parte del numero 21. Tanto battuta proprio verso Bardan che si libera, chiuso da Laricca, non era retropassaggio, nel caso D'Antoni non la blocca. Rimessa per il Marsala in zona d'attacco, 7,5 del secondo tempo. Fodera accelera, conclude, smanaccia D'Antoni. Qui Laricca capisce tutto e va, viene fermato però da Gustavo. Palla scucchiaiata poi ancora per Vincenzo Laricca che tocca, trova la deviazione di Bardan, rimessa per il Palermo calcio a 5. D'Antoni rischia un po', poi costretto a spazzarla sull'arrivo di Bardan. Fodera, palla per Tendero, Tendero si sistema, respinge D'Antoni, ancora Tendero, indietro Fodera. Bardan, spalla alla porta, viene fermato, la tiene però ancora il Marsala con il suo numero 21 che appoggia indietro, poi Pavon. Bardan, mentre Tendero che sbaglia, uno dei primissimi errori della partita del capocannoniere, qui sbaglia anche Laricca. Allora Tendero, sempre Laricca a fermarlo, Laricca finta di consegnare su Tuzzolino, poi Lucchese prova a passare, ancora Lucchese fermato, il fallo laterale, personalità del numero 30, Guerrero, Tuzzolino, non arriva Laricca, palla fuori, mentre torna in partita Crespo al posto di Tendero.
dovuto attendere l'inizio del secondo tempo per entrare nel tabellino dei marcatori anche in questa partita. Qui fermato Mineo, che è appena tornato in campo al posto di Tuzzolino. Ovviamente vuole sfruttare, vuole gestire le energie. Lo Piccolo sa che basta poco per riaccendere la gara. Qui però c'è un errore abbastanza madornale. Mineo risolve su Crespo. Lucchese, Pavon. Ora prova a ripartire il Marsala con Vardan che sterza. Vardan, il tocco dentro, poi sbaglia clamorosamente Gustavo, e poi c'è il miracolo di Giacomo D'Antoni su Vardan. Continua a succedere veramente di tutto. Lì un appoggio facile da parte di Gustavo. La palla gli è rimasta sotto al piede. Qui la libera D'Antoni in parata bassa, proprio con i piedi subito Pizzo, anche lui tornato sul parquet. Mineo non arriva. Gustavo per Crespo, pallone di ritorno Gustavo, e poi Pizzo colpito là dove non batte il sole, ma limitatamente al gioco del futsal è comunque un tocco importante. Gol del 7-3 e finisce nello score anche Vito Pizzo. Score che adesso diventa eccessivamente pesante per il Palermo. Palermo che sta pagando sicuramente la fatica, sicuramente l'inesperienza, e sicuramente la differenza di valori in campo, mentre Mister Lo Piccolo chiama time out dopo 11 minuti e mezzo. Termina il minuto di sospensione. Palermo che gioca col quinto uomo, David Tuzzolino da Ricca Mineo e Guerrero a far da quinto. Da Ricca, pallone che è arrivato in qualche modo a lui, poi Mineo. Tuzzolino, Guerrero, Mineo, Tuzzolino, si è aperto David, Tuzzolino torna da Mineo, ora Guerrero, ora da Ricca, palla che rimane lì. Tuzzolino, finta il tiro, va da David, Tuzzolino, esterno rete. Torna in tempo D'Antoni, Vardan costretto a calciarla fuori. Allora torna Flavio Guerrero. Da Ricca, Palermo che attacca col quinto uomo che a parte invertita è stato spesso mortifero per i rosa. Qui da Ricca sull'uscita di Pavon che poi cerca di calciare, viene fuori un brutto tiro e allora torna Mineo a palleggiare con l'uomo in più. Guerrero, calcia Guerrero, Pavon in calcio d'angolo. Battuta ancora con i rosa in 5.
avviciniamo a metà del secondo tempo. Qui D'Arica ha cercato la palla dentro, poi riesce a recuperare, calcia sul fondo Crespo, anzi Gustavo. D'Arica, raddoppiato, rischia di perderla, in effetti la perde. Torna in possesso il Marsala. Qui Davi con la spalla, recupera il Palermo per un attimo, poi Tuzzolino rischia. D'Arica torna indietro. Gli estremi per il cambio prima adesso. Il cambio. Tuzzolino, Davi, la solata per Tuzzolino, palla sul secondo palo, non arriva D'Arica. Poi Crespo forse se la porta fuori, la tocca Davi, ancora Crespo, azione confusa, torna Minò sul pallone, lo salva e vanifica anche il tentativo di ripartenza del Marsala. D'Arica cerca dentro Guerrero che si era inserito benissimo sul raddoppio ai danni di D'Arica. Rimessa per il Palermo, il quale, considerando, ripeto, tre elementi fondamentali che sono valore dell'avversario, prestazione offerta e giocatori assenti oggi, si possono fare solo gli applausi. Ovviamente il risultato parla chiaro, il risultato è pesante, senza dubbio troppo pesante, anche per quello che è stato l'andamento della gara, molto equilibrata per tutto il primo tempo. D'Arica dentro a cercare Davi, e time out chiesto da coach De Simone. 46 e 25, 7-3 per il Marsala. Chiesto da coach De Simone, il parziale di Marsala Futsal 7, Palermo Calcio 5-3. Palermo con i 5 con cui si è dato via al time out, con la differenza che c'è D'Antoni in porta. Tuzzolino calcia intanto, palla fuori. Ancora 14 minuti da giocare qui a Marsala. Pizzo, Gustavo fronteggia Davi, poi va a lungo, D'Arica anticipa. D'Arica prova a passare, ancora D'Arica, la tiene in campo, no. Crespo, Pavon, tocca Davi, rimessa Marsala. Pavon viene a giocarla molto alto, scucchiaia su Gustavo, lo sono fuori. D'Arica evita Bardan, si appoggia a Mineo. Tuzzolino, suolata e tocca ancora per Mineo. Alza il pressing il Marsala, Mineo prova a liberarsi quantomeno del pallone, offre a Davi. D'Arica si butta nello spazio Davi, uno contro uno di D'Arica con Bardan, serie di finte, D'Arica sterzata, Bardan lo ferma, poi Mineo sempre con Bardan addosso. Mineo il tocco a cercare Davi, chiude il Marsala, rimessa qui D'Antoni che stava andando a prendere il cambio
quando la palla era palesemente a disposizione del Marsala. Tuzzolino qui a chiudere. Da Ricca, squadre un po' messe male in campo. Sul piano tattico da Ricca, fermato da Pizzo, che poi recupera. Tuzzolino. Mineo, mentre torna Guerrero da quinto. Tuzzolino. Ancora Tuzzolino, palla per Davì. Qui occhio alla palla tesa, che però non trova Gustavo. Tuzzolino, Mineo, i due che hanno combinato nelle azioni dei primi due gol del Palermo. Palermo che era andato in vantaggio per 2-1 dopo l'iniziale, appunto vantaggio dei padroni di casa, che avevano poi ribaltato sul 3-2. Occhio a Guerrero, Guerrero calcia male. Da Ricca a pressare per non far calciare facilmente gli avversari. Mineo meglio di Bardan, che poi commette fallo. Sì. Calcio di punizione, secondo fallo commesso dal Marsala, 0 in 16 minuti quelli commessi dal Palermo. Guerrero da Ricca dentro, male Pavon, poi Guerrero, palla fuori dal fondo. Torna D'Antoni, torna in possesso palla il Marsala quando stiamo per arrivare agli ultimi 10 minuti di partita. Bardan, Pizzo, serie di finte di Vito Pizzo davanti a Semineo. Pizzo poi mette il turbo, Pizzo, bravissimo D'Antoni a mettere la mano di richiamo, palla in fallo laterale. Pellegrino, la pressione poi su Gustavo che riesce a girare attorno a Davì. Pizzo, Crespo, ancora Gustavo, quasi si siede da Ricca e poi palla in calcio d'angolo. Da Ricca riesce ad intercettare questo pallone. Mineo alza un po' il pressing il Marsala per non consentire al Palermo di passare al quinto uomo. Qui Mineo va via a tutti, Mineo dentro, Tuzzolino, 7-4 ancora una volta a combinare Mineo e Tuzzolino, tripletta per il numero 6, meno 3 invece per il Palermo. Qui Marsala preoccupato dall'eventualità del quinto uomo, a tal punto da concedere questa palla gol facile a Mineo, che ha quasi trovato un red carpet davanti a sé. Autostrada imbeccata nella direzione giusta e poi assist al bacio per Giovanni Tuzzolino. Qui intanto giocata ancora di Crespo che riceve da Gustavo, ancora Gustavo che si sta divertendo in questi minuti finali di partita, anzi in realtà non si tratta di Gustavo, Emiliano, maglia numero 17. Antoni sbaglia il tocco, allora Pellegrino per la ripartenza, Pellegrino l'appoggiò, Pizzo, Antoni. Angolo a 8 dalla fine per il Marsala Futsal. Qui va a recuperare un buon pallone Davì, che appoggia Tuzzolino davanti a Pavon, spiazzato da Tuzzolino.
Tuzzolino che con la coda dell'occhio aveva visto Pavon andare tutto sul palo alla sua destra. Ha cercato di spiazzarlo di giustezza, un po' più di potenza, e la palla sarebbe finita in fondo al sacco per rendere un po' più piacevole, più divertente questo finale di partita. Palermo che torna ad attaccare, Davi dentro, Pavon rispaccata, occhio a Pizzo che l'appoggia male però. Questo è un errore che personalmente non mi aspettavo, un giocatore dalle doti balistiche di Vito Pizzo. Tuzzolino, Davi, Tuzzolino dentro, la respinta, poi non riesce ad arrivare Guerrero e poi bravissimo Mineo a chiudere inaspettatamente. Palermo che non ha avuto modo di mandare D'Antoni sul parquet. Pellegrino chiuso, Davi prova ad arrivare per primo, non ci riesce. Occhio a questa palla in avanti, Tuzzolino prima di Pizzo, mette in fallo laterale, no, la palla rimane in campo, sì, è fuori prima del tocco di Pizzo, quindi rimessa Palermo, e Palermo che riesce nel frattempo a rimandare tra i pali Giacomo D'Antoni. Pizzo aggira il blocco, Davi, Pellegrino, la ricca su di lui, Pavon fionda in avanti, D'Antoni sulla testa di Pizzo, poi rimane fermo Davi, allora attenzione, Pizzo sbaglia ancora, è Palermo che può ripartire, la ricca, Emiliano evitato, poi tocco per Tuzzolino che la calcia col destro, si sdraia sul parquet Vito Pizzo, quasi a cercare di rimediare a un errore. Qui ancora una volta il direttore di gara va a invitare i giocatori del Palermo a sedersi in panchina che però è fuori il terreno di gioco. Luparello qui con un eccesso di controllo. Tuzzolino, Mineo, Guerrero, Taricca, Mineo, Tuzzolino e Palermo che mancano ancora 4 minuti e mezzo, ma sta chiudendo a testa altissima anche questa partita. Taricca, Guerrero che di fatto toglie la palla dalla disponibilità di Tuzzolino dopo la buona giocata di Taricca. Ora Tuzzolino, Davi finta di consegnare, torna indietro, cerca di muovere un po' la difesa del Palermo, anche perché sono quasi tutti concentrati su Tuzzolino, e allora cerca anche di ampliare il ventaglio di situazioni favorevoli il Palermo. Tuzzolino, c'è Davi tutto aperto sull'angolo, Davi cerca dentro il compagno, arriva la spaccata di Pavon, Tuzzolino guarda la porta, poi va da Guerrero, da Ricca, prova a puntare Pellegrino, poi Mineo, Tuzzolino, forse con un attimo di ritardo arriva questa palla, Tuzzolino allora rischia di perderla e la mette in fallo laterale, sempre meglio che concedere un tiro facile agli avversari. Adesso siamo a poco più di 4 giri di lancette dalla fine della partita, a meno che il direttore di gara non voglia dare recupero oltre ai 2 minuti relativi agli altrettanti time out. Tuzzolino con la mano, Pellegrino, calcio di punizione. Rischio quasi di sembrare monotono, ma la prova che sta tirando fuori il Palermo oggi in una situazione di emergenza assoluta, con 7 giocatori fuori. È veramente encomiabile. La Sala che chiaramente ha fatto, non dico il minimo indispensabile per vincere, ma intanto occhio alla punizione di Tuzzolino, preso Pavon in pieno, ancora Tuzzolino, se la sposta col sinistro, ribattuto Mineo, Tuzzolino, un'altra chance, decide di andare da Davi, Tuzzolino, arriva Guerrero e si torna incinta, Guerrero fermato, poi il fallo di Guerrero, e Guerrero che, se non erro, era già ammonito, sì. Rosso per Guerrero, e dunque Palermo che dovrebbe, sì, giocherà
giocherà con 4 uomini, torna ovviamente D'Antoni, esce da Ricca. E se non ci saranno gol nel frattempo si chiuderà in 4 contro 5 perché sono 3 minuti e 3, anzi poco meno di 3 ne mancano alla fine. 2 minuti e 15 secondi alla conclusione, 3 da quando è partito il crono del fischio, quindi se non segna nessuna delle due squadre si chiude in 4 contro 5 o in 5 contro 4 come la vogliamo vedere. Emiliano, Pellegrino, palla per Crespo, poi Emiliano, conclusione fuori. Cerca il tunnel ma perde palla. Emiliano al tiro, respinto, Crespo fuori. Mineo raddoppiato, prova a passare, in qualche modo passa Mineo. Gran giocata di Fabio Mineo. Poi fermato, riesce a ritrovarla Mineo con la ruleta, fermato, fallo, sì. Piccoli falli che poi hanno portato il direttore di gara a fischiare la punizione. Quarto fallo per il Marsala. E la punizione di Mineo che vuole andare in porta forse. Mineo va in porta, respinto. Rimessa. Se non ci sarà recupero sono gli ultimi 45 secondi di partita. Davi. Mineo cerca di farla passare ancora per Davi. Pellegrino la scorta, tocco per Pavone. Pellegrino porta su palla velocemente, chiaramente si cerca di monetizzare la situazione di superiorità numerica. Emiliano, Pellegrino, Crespo cerca un Minello sul secondo palo, arriva con un attimo di ritardo, palla fuori. Tornato da Ricca, quindi 5 contro 5, lentamente l'arbitro aveva già iniziato a contare i 3 minuti, ma poco cambia. Inizia anche a guardare il cronometro il signor Luparello, oggi coadiuvato dal signor Trapanzano, entrambi di Agrigento. Direzione gara ineccepibile da parte di entrambi, hanno anche loro contribuito con una direzione non troppo aspra a rendere ancora più divertente la partita da parte di entrambe le squadre. Qui Pellegrino fermato da Mineo, poi da Ricca, prova a passare la suolata per eludere Emiliano che torna su di lui, fallo laterale. Ultimi istanti della partita. Da Ricca, Tuzzolino, Mineo si gira, Mineo ancora Tuzzolino fermato. Da Ricca, un minuto di recupero e basta così, finisce con la vittoria del Marsala Futsal per 7 reti a 4 contro il Palermo Calcio a 5. Applausi per entrambe le squadre, per il Marsala che vince e mantiene intatta la corsa per i playoff, ma applausi anche per un Palermo che al minimo delle proprie forze, inteso come roster, con 7 defezioni, ha dato vita ad una ottima prestazione che fa ben sperare in vista del finale di stagione. Torneremo in diretta per quanto riguarda il Palermo Calcio a 5 con la gara di sabato prossimo ore 17 al Toccia Stadium, il derby contro il PUS Palermo. Ovviamente domani altre dirette, anche questa sera altre dirette su calcio, futsal e tutto quello che può concernere lo sport siciliano a 360 gradi. In tal senso vi invito a seguirci sui profili social, ovvero Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ovviamente iscrivervi al canale in YouTube di Sportisili per non perdervi neanche un contenuto, che ovviamente è il sito www.sportisili.it.
per seguire tutte le notizie sullo sport siciliano a 360 gradi. Da Francesco Cammuca un ringraziamento, nel ricordarvi il parziale: Marsala Futsal batte Palermo Calcio 5 7-4. Grazie per averci seguito, alla prossima.